È stata veramente una notizia che ci ha preso veramente, ci ha colti impreparati, non mi sembra ancora vero, non ci sembra vero a tutti perché era una persona fra l'altro stupenda, uno sempre pronto ad aiutare tutti, forse il vicino che tutti vorrebbero perché qualsiasi cosa uno aveva bisogno, lui c'era. Lo vedevo partire alla mattina presto col suo pick-up e così mi dispiace tantissimo per questa perdita. La voce rotta dal pianto è quella dei vicini che ancora non riescono a credere di non poter più incrociare il sorriso di Fausto Lamonato. Il pick-up del 56enne è lì nel parcheggio di via Divisione Folgore a Ponzano davanti all'abitazione. Ci saliva ogni mattina per andare nella sua azienda, la Intotecnica di Meolo, che aveva rilevato 10 anni fa con successo esempio di imprenditore che si fa da sé, con coraggio e visione. Manca la sua Harley Davidson, la moto sulla quale ha trovato la morte nel tremendo schianto di Monastier. La due ruote sul campo, lui sul fossato dopo la sbandata fatale. Grande passione la moto, superata soltanto dal mare. La vela, le barche, la sua attività nella associazione sportiva Yacht Club MDV riempivano il suo profilo social. Una persona con una grande voglia di vivere, fra l'altro condividevamo un po' la passione per la vela, abbiamo fatto anche dei viaggi assieme. Io passavo per entrare a casa e lui dai vieni dentro, bevi un bicchiere, siediti, dai, hai bisogno di qualcosa. Era una persona meravigliosa. Una persona sempre con il sorriso in viso, semplice, ben voluta da tutti. Ci mancherà soprattutto sentirlo passare, salutarlo alla sera. Lui comunque era sempre gentile, era sempre solare. Mi mancherà, sì, un bel ricordo. Un quartiere sotto shock, pronto a stare accanto alla moglie Graziella. In comune nel 2014 aveva anche tentato l'avventura politica con il Movimento 5 Stelle, un uomo pieno di entusiasmo e di vitalità. Una persona impegnata nel lavoro, come nella famiglia e come nel tempo libero. Spiace proprio. Era un uomo che si era fatto da sé perché aveva rilevato quell'azienda Meolo. Sì, io credo che insomma, riuscire oggi ad avere un'azienda è importante e vuol dire che uno era anche una persona capace, secondo probabilmente volenterosa e coraggiosa. La sfortuna non l'ha aiutato.